alle del tempo le parei, che tvengo gli dei liberei. Siamo Maraia, mi sono Simone e con la prima lezione piemontese, argomento lessicale, partuma con il tema della famiglia. Dopo che queste sia sulle lezioni corte, sono lezioni molto corte, sono lezioni anche bilingue, lo dico per coloro che il piemontese non lo sanno ancora, io mi chiamo Simone, se Simone sarebbe nel vostro idioma italico. L'argomento di oggi è la famiglia, no? Partiamo dalla famiglia perché è il nucleo centrale della società e quindi oddio, in Piemonte è pieno di divorzi, comunque non importa, noi facciamo tutti i nomi della famiglia, no? Allora, incominciamo dalla parte principale, no? dalla famiglia, ovvero il bisnonno, perché chi ha un bisnonno sa che quello lì la vita se l'è goduta e soprattutto la pensione dell'INPS se l'è goduta, quindi bisnonno si dice bisavul, ovviamente il femminile è bisavula. E subito dopo abbiamo il nonno e la nonna, no? Il nonno e la nonna. Nonno e nonna. Si scrive così con l'accento perché capirete poi come sono strutturate la O, la U e la U. In piemontese si scrivono in tre modi diversi chiarissimi. La O con l'accento è la O e la O senza accento è la U. È chiarissimo. E la U si pronuncia U come in francese, come in tedesco, la U con le dieresi, no? Molto semplice. Quindi noi abbiamo bisavul, nonu, nonna. Poi se volete un modo più fine per dire sempre nonno e nonna, ci sono grand e granda. Gaudarsi per i lulesi, grande l'hai trovato sul bre, no? Non è che me lo sono inventato. Ed è molto carino perché mi ricordano tipo grandmother, grandfather, grossvater, grossmutter. Ecco, e poi abbiamo, vabbè, ovviamente il padre e la madre, pare e mare, poi sono qui cadisu, pari e mari, par e mar. Del di niente, se scrivo parei e poi l'ulesi me l'ulesi, mentre se ne me l'ulesi io capisco. Pare mare, grafia standard. Poi luma fiel e figlia, che sto neanche a spiegarlo, no? A scapis. Poi luma fratello e sorella, frel e sœur. Ma io dico fratello e sorella. Ma fratello e sorella l'hai preso dall'italiano, voglio dire, l'hai preso dall'italiano? Sì, l'hai preso dall'italiano perché si dice frère e sœur ed è bellissimo dire frère e sœur, sono dei monosillabi più belli di così. Barba e magna, ah sì, riuma il bene. Barba e magna sono lo zio e la zia. Ah, ma mi di zio e zia. L'hai preso dall'italiano, te prendi dall'italiano a piene mani. No, a piene mani. A man bassa. Bravo. Ladro. Te ce l'hai due bellissime parole che sono barba e magna. Ti mi spieghi perché devi andare a prendere zio e zia? Poi abbiamo il genere. Ah, sì, proprio rivuma. Il genere e la nora. Guardate, qui abbiamo proprio una cosa interessante, no? Genere si scrive con le dieresi, NNR. Ora in piemontese le doppie non ci sono spesso. Qui c'è la doppia talmente grossa questa consonante che schiaccia la vocale e infatti c'è la E. Se trovate una doppia in piemontese è perché sta schiacciando una vocale, perché le doppie in piemontese altrimenti non ci sono. Poi abbiamo nora, genere nuora, neanche a spiegarlo. Poi abbiamo i cognati. Cognati, come si dice cognato? Si dice. Il cognato di per sé si può dire semplicemente cugna. E poi c'è una cosa molto carina, no? Avete dei cognati simpatici che sono vostri cari amici e li chiamate, allora li chiamate. Bel frère e bella sœur. Bella sœur, non lo scrivo, cioè sœur è femminile, bella. Però ovviamente se vi stanno sul culo c'è cugna, voglio dire. Perché non andate a dirgli bel frère, non andate neanche a dirgli brut frère, no, gli dite cugno, è molto politically correct. Poi abbiamo, certo, cuisine e cucina. Attenzione al trattino dopo la N,
perché è come se fosse cuisine staccato A. Cuisina, è così, si dice così. Cuisine è cucina. Cucina vuol dire sia cucina che cugina, ecco. Quindi se voi scriveste una frase tipo la cucina ant la cucina, ecco, può voler dire sia la cugina in cucina, la cucina in cucina, oppure nel caso aveste una cugina di imponenti dimensioni, di notevole stazza, pratica una trepocchiatona che suda gorgonzola, allora potete dire anche con una buona approssimazione che è la cucina che è entrata all'interno della cugina. Verosimilmente quindi vale anche il significato della frase la cuisine ant la cuisine. Ah già, suocero e suocera che si dicono messè, no, quindi il messere è una cosa proprio da riverenza, no? Ecco, messè e Madonna, suocera si dice Madonna, non mi chiedete perché, ma non bestemmiate di fronte a vostra suocera perché poi... E poi abbiamo Anwood. Oh boy, si cava. Oh, sta super. E Anvuda, Nuvud e Nuvuda, Nuda. Ecco che si scrive Novod, Novoda, no? Detto in modo orribile. E quindi abbiamo Anvuda, Anvuda, Nuvuda e Nuvuda. Sono due alternative per la zia o probabilmente viceversa, non lo so, forse. Quindi poi guardate, Nuvud, Bud, che me frega, boh, siete zii, siete nonni, potete dire che siete nipoti, non si capisce niente e avete ottenuto il risultato che volete fare. A mio parere cambia poco e niente. Poi se volete fare gli iettatori, allora dobbiamo anche andare a dire come si dice la vidua e il vidu. La vidua e il vidu che sono coi senza l'ome e la fumna. Come fumna? Già, fumna. Fumna che deriva dal latino foemina. E om che deriva dal latino omo, omus, omen, om. E vogliono dire moglie e marito. Va tanto bene, no? E poi così chiosiamo con i titoli, va? Così ampliamo un po' il vostro vocabolario. Gli uomini li potete chiamare o Monsieur o se sono proprio persone importanti, no? Quindi non so, Sua Eccellenza, no? Il signor Presidente, il signor Barone di Zedlitz, via dicendo, allora dite Sur, no? È come in inglese Sir, o come in, ma che ne so, Surkunt. Per le donne invece è un po' più complicato perché ci sono tre fasi, no? Tre fasi. Abbiamo la tota, che deriva dal tedesco Tochter, che vuol dire figlia. Si usa per le ragazze non sposate e anche per le zitelle di 70 anni, qualora ce ne fossero. Madamin o madaminga si usa per le signore che si sono già sposate e che però hanno ancora la suocera in vita, che non è una sfiga, ma è la fortuna di chiamarsi madaminga e non poi quel che viene dopo madama, che quello è proprio madama, vuol dire a 50, 55, 60 anni diventi madama. E parlano da sé queste parole, oltre a un certo punto uno non deve neanche più spiegarle. E infatti adesso io la pianto di spiegare perché mi chiedo sì, perché l'uma finire, no? La risulta che non smica l'uma c'è sgera 6 minuti buone, poi un cocchi te, io vi saluto, I love you guys. Please subscribe, thumbs up, and share the video to help me, encouraging me to do more. And thank you very much for your support. And
Arpa de me.